È stato un mese abbastanza duro perché diversi problemi, una cosa e l'altra, formare la squadra, fare tutto quanto. Diciamo, siamo arrivati fin qua, è stata una bella esperienza, è stata una cosa positiva. A me interessava solo portare avanti il nome della Civica Endymione perché credo che fosse stata un'amministrazione che per il tempo di Davi e Zambon avesse lavorato in modo onesto, corretto, e che avesse lavorato con molta concretezza, e quindi questo era quello che a me interessava. Sapevo benissimo da quando sono partita una seconda candidatura non si nega a nessuno, non avevo nessuna velleità, sono qua tranquilla e pacifica e non ho proprio niente da rimpiangere. Dispiace, per carità, è ovvio che uno quando parte sempre per la vittoria, però dico che io ero già partita con quella di sapere che il secondo mandato ad uno non si nega mai, insomma, sicché è stata una bella esperienza anche questa, e saranno belli i prossimi 5 anni a far parte della minoranza. Io li ringrazio tutti quelli che mi hanno votata, che hanno avuto fiducia in me, spero di continuare a dare la mia fiducia in questi prossimi 5 anni e spero che siano rimasti contenti anche di quello che ho fatto. Io comunque per la mia cittadinanza lavoro sempre, sono sempre stata presente in mezzo ai miei cittadini e sarò in mezzo ai miei cittadini e lavorerò per loro anche nei prossimi 5 anni. Voglio ringraziare gli elettori che ci hanno dato fiducia ad un progetto nuovo e innovativo. Noi volevamo creare un gruppo di giovani che si formasse, che crescesse e che potesse essere una voce importante a Valdobbiadene, per la democrazia valdobbiadenese, ma anche per alcuni valori come appunto l'Europa, come l'apertura, come l'accoglienza, come l'ambiente. Ecco, tutti questi valori saranno rappresentati dalla nostra lista, e la nostra lista vuole essere uno stimolo al sindaco che ha vinto alla grande, e quindi vuol dire che è amato dai suoi concittadini. Noi vogliamo fare la parte di un'opposizione costruttiva, collaborazione, segnalando le cose che invece magari non vanno. Quindi c'è un progetto che inizia oggi con il consenso degli elettori che ci hanno votato. Speriamo di allargare al massimo il nostro consenso nei prossimi anni e di lavorare bene.